Ultima tirata di sigaro, dopo questa bellissima degustazione che abbiamo fatto l'abbinamento Sigaro sigaro, in italico e raboso, ovviamente. ma un raboso che però era giusto perché anche lì bisogna... Abbiamo giocato con gli abbinamenti, dopo chi ha partecipato ha degustato sigari diversi e quindi abbiamo cercato, cambia ovviamente, bisogna non dare mai nulla per scontato, no? La tipologia di sigaro, l'affinamento che ha fatto il sigaro, la fermentazione, la stagionatura, e abbiamo capito di non dare nulla per scontato. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo passato un paio di ore, penso. Sì, perché doveva alla essere fine- un 3/4 d'ora, ma il non tempo abbiamo è più volato. finito. E ci siamo avviati per l'ultima tappa che c'era rimasta Abbiamo da fare del percorso enogastronomico. Tour delle trattorie di Treviso, esattamente. Qui siamo alle nostre spalle. Senti che bella arietta che tira ariete. Sì, siamo nella galleria dei Soffioni, proprio qui, esattamente. Qui c'è la drogheria ai Soffioni, bar ai Soffioni, e siamo ai Soffioni. Trattoria appunto ai Soffioni, sotto vedi gli archi del Palazzo dei 300. Eccolo qua, bellissimo. Molto molto bella, dove troveremo Massimo Zardo, il nostro sommelier, che accoglie chi è aderito a questo tour, e dobbiamo abbinare una versione un malanotte, quindi la massima espressione del raboso, la DOCG, sulla DOCG, dove è previsto un massimo del 15% di appassimento, di uve appassite per fare il vino poi che compongono il malanotte, quindi si è cercata un corpo più importante, una rotondità, vini importanti, assolutamente importanti. Andiamo a scoprirli? Sì, devo dire abbiamo già dei ritorni dell'abbinamento. Qui troveremo un hamburgerino con una salsa di mirtilli. Hanno detto che è una cosa spettacolare, dobbiamo per forza quindi andare a provare